Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa di questa 31esima giornata del 2024. Si inizia con i gentleman in salchi a cavalli anziani di categoria F ed E. Favorito il numero 7 di Bluez con Fabrizio Martinelli. Gli avversari Corto Maltese e Bacco Bacciò, gli altri a quote molto alte. L'autostart si muove. Si va in partenza all'1 Amore Stecca, al 2 Bacaudi Casei, 3 Corto Maltese, 4 Bacco Bacciò, 5 Don't Touch B, in seconda fila 7 Bluez, 8 Allocco Jet. Autostart che inizia a prendere velocità, con cautela Don't Touch B. Partiti. Con veloce Bacaudi Casei insieme a Corto Maltese, che parte benissimo e si installa subito al comando. Corto Maltese davanti nei confronti di Bacaudi Casei, Bacco Bacciò che cerca posto in corda. Allo steccato c'è Amore Stecca in terza posizione che serra sotto e lascia di fuori Bacco Bacciò. Poi Allocco Jet, Bluez e Don't Touch B. 14,6 il lancio da parte di Corto Maltese che prova a riprendere in mano. Bacco Bacciò avanza all'esterno, rimane in corda Bacaudi Casei avanti ad Amore Stecca, Bluez che va a fare la seconda pariglia. 29,2 per i primi 400 metri di corsa. Corto Maltese all'avanguardia, di fuori Bacco Bacciò, poi Bacaudi Casei, quindi Amore Stecca, Bluez, Allocco Jet, Don't Touch B. 44,2 per i primi 600 metri di corsa. Matteo Zaccherini cammina all'avanguardia per far pesare la risalita ai due rivali che sono Bacco Bacciò e Bluez. Va a fare la terza pariglia Allocco Jet, 800 metri di Corto Maltese in 59,2 sul piede dell'1,14. Bacco Bacciò all'esterno, Bluez in pariglia, in corda Bacaudi Casei avanti ad Amore Stecca, quindi Allocco Jet e Don't Touch B che si muove in terza ruota sulla curva di destra. Siamo nei pressi del chilometro con Corto Maltese che guadagna terreno nei confronti di Bacaudi Casei e Bacco Bacciò che sembrano un po' stanchi. Viene in terza corsia Bluez, il chilometro in 1,14,8. Bluez che dà il parziale, si porta ai lati di Corto Maltese che deve replicare. Bluez che attacca nei confronti di Corto Maltese, tende a passare già sulla piegata conclusiva. Bluez in vantaggio nei confronti di Corto Maltese che cala, inseguito dal solo Allocco Jet, poi Bacaudi Casei. Bluez in netta evidenza nei confronti di Allocco Jet all'ingresso addirittura d'arrivo. Bluez che ha 3-4 lunghezze di vantaggio, amplia il margine. Bluez che conferma lo stato di forma super, viene a vincere nettissimo nei confronti di Allocco Jet, mentre per il terzo posto molto vicino Bacaudi Casei a Corto Maltese, lo costringe la fotografia. 29,9 anche ad arrivare, 1,14,7 ragguaglio cronometrico. Tutto facile per Bluez, Fabrizio Martinelli, il team Fiore al training, i colori del signor Ali Fakir. Percorso dalla pariglia perfetto per il figlio di Ganymede che dà il parziale gli ultimi 500 metri, si isola nel finale, confermando appunto una forma al top. Vince facile Bluez nei confronti di Allocco Jet. Andiamo a vedere per il terzo perché sono molto vicini Bacaudi Casei e Corto Maltese, con Bacaudi Casei che ha recuperato nei confronti di Corto Maltese che si è fermato in arrivo e probabilmente l'ha battuto. Al terzo dovrebbe essere Bacaudi Casei, 7-8-2 in numeri, il probabile arrivo della prima.